Preoccupante. È questa la situazione del centro sportivo di Cervignano in Piazzale Lancieri d'Aosta, un centro polisportivo dove ad essere in condizioni critiche non è soltanto il palazzetto, ma anche il campo da calcio, il campo da baseball, di softball e la pista di pattinaggio. Una situazione veramente complicata che il sindaco di Cervignano Andrea Balducci vuole provare a sistemare nel minor tempo possibile. Noi abbiamo iniziato un'attività di ricognizione di tutti gli impianti sportivi. Purtroppo, nostro malgrado, abbiamo riscontrato un livello di manutenzione a tratti preoccupante. Molti degli impianti sono privi di certificato prevenzione incendi e, come nel caso del palazzetto, addirittura privo di agibilità. Abbiamo commissionato uno studio agli ingegneri Brandolin e Docera che hanno effettuato una prima ricognizione verificando appunto queste criticità che adesso in qualche modo vorremmo risolvere. La situazione che ha ereditato il primo cittadino di Cervignano non è affatto semplice, da qui l'idea di costruire un palazzetto completamente nuovo che si spera possa essere pronto nel giro di 2 o 3 anni. Interverremo per gradi successivi, interverremo su ogni singolo impianto sportivo, daremo priorità assoluta al palazzetto dello sport. Partiremo immediatamente con le richieste per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi in modo da consentire alle società sportive di poter lavorare solo come palestra, quindi solo per gli allenamenti, quindi non con l'apertura al pubblico. Il passo successivo, una volta reperiti i finanziamenti e una volta realizzato il progetto esecutivo, sarà quello di iniziare la costruzione di un nuovo impianto, un nuovo palazzetto dello sport, perché abbiamo verificato che intervenire su questo immobile datato che ha oltre 50 anni d'età sarebbe controproducente